Contributi innovativi multidisciplinari in odontoiatria è il tema del sesto congresso regionale AIO Sicilia e dell'11° congresso provinciale AIO di Agrigento. Solo con una sana ricerca nel mondo sanitario e nello specifico nel mondo odontoiatrico possiamo avere una tecnologia migliore che ci aiuti a fare anche diagnosi e terapia migliore. Tutto ciò va a favore dell'utenza finale, quindi i falsi messaggi che tante volte si sentono su una sanità semplice come accomunata ad un commercio, quindi si vede soltanto il costo, non la qualità della prestazione sanitaria, ecco, se si deve sfatare. Quali le patologie comuni del cavo orale con l'odontoiatria? Sicuramente la patologia neoplastica è quella che più frequentemente vede l'odontoiatra in prima battuta come il primo screening nella diagnosi precoce e il maxillofacciale come terapia nelle situazioni in cui non possono essere risolte con piccoli interventi, cioè tumori poi localmente avanzati che comunque sono tuttora presenti. I tumori maligni sono ancora la 15ª causa di morte della patologia neoplastica, quindi hanno ancora un impatto sociale molto importante. Una 2 giorni che si è dedicata proprio ai contributi innovativi multidisciplinari in odontoiatria, ma quali sono? Un aspetto che sta per essere indagato in maniera interessante è la variazione del letto basale in tutta una serie di patologie del cavo orale, di patologie di carattere sistemico, per cui abbiamo anche la pretesa di poter dire che andando a valutare il letto basale del cavo orale noi possiamo anche fare una diagnosi anche di tipo predittivo di patologie di tipo sistemico importanti, patologie su base immune, le connettivopatie, in pazienti che attualmente possono essere sani ma che sicuramente nell'arco di qualche anno possono manifestare una patologia di quel tipo.